Quante volte siete stati convocati per parlare di ULSS, di ospedale e di nuovi servizi? Beh, da Natale per la verità molto poche, adesso precisamente forse 3, più probabile 2, vabbè, poche per l'importanza dell'argomento. Sindaco Poletto, ma cosa stai aspettando? La richiesta non la facciamo noi, ma i colleghi che siedono nella conferenza dei sindaci dell'ULSS 7 Pedemontana, presieduta proprio dal primo cittadino di Bassano. Per i sindaci dell'Alto Vicentino la partita è iniziata già da tempo. Si parla di servizi sanitari ai cittadini e vogliono garantire ovviamente per il Sant'Orso il meglio. Legittimo, difendono gli interessi di quel territorio. Ma qui che cosa si sta facendo? Effettivamente i colleghi dell'Alto Vicentino hanno riunioni più frequenti, addirittura ogni 10 giorni. Noi di questa parte le abbiamo molto meno. Il bassanese non può restare indietro. Questo il monito lanciato da molti primi cittadini del territorio. Il tempo per recuperare c'è. Assolutamente, tutti quanti insieme dobbiamo, uno, essere uniti, tutti, perché l'ospedale è di tutti e l'ospedale non ha colori di partito. Due, se qualcuno si è preso la briga di essere presidente della conferenza, come è giusto, è un impegno importante, è un impegno gratuito che fa anzi onore a chi lo ricopre, però deve anche gestire questo impegno in modo proficuo, coinvolgendo i colleghi più spesso e con proposte concrete.